primo che indovina potrebbe anche assaggiarla. Non l'avete capito? Ve lo dico io. È una provola. Giusto, signor Ignazio? Sì, questo è un provolotto nero che abbiamo personalizzato ed è prodotto con latte di mucca e latte di capra e caglio naturale di capretta, però poi viene immersa nella cera nera per alimenti e quindi la facciamo stagionare lentamente e gli diamo un sapore diverso rispetto a tutte le altre provole. Ignazio, è la festa dei funghi, ci troviamo a Castelbuono e qui abbiamo tantissimi prodotti buoni che ti facciamo vedere, anche perché c'è questo maialino che è simpaticissimo. Voi producete tutti questi formaggi, anche queste provole che hanno una forma così particolare, ma oggi è il giorno dei funghi, avete pensato proprio a qualcosa dedicato a questa festa? Sì, abbiamo fatto una caciotta ripiena con i funghi cardoncelli. Non dire che la apri per tutti i nostri telespettatori. Certo che l'apriamo. Allora fateci sapere da dove ci state seguendo, diteci anche cosa ne pensate, ma guardate che sorpresa, ma sono Funghetti cardoncelli. quindi alla fine praticamente questo è un pasto completo, perché manca solo il pane buono di Castelbuono, no? Certo, sicuramente. Abbiamo dei funghetti trifolati con prezzemolo, aglio, olio di oliva naturale e poi immersi dentro la caciotta. Questo prodotto è possibile trovarlo in giro o soltanto nel vostro caseificio? Noi di solito lo facciamo solo periodo del Funghi Fest, perché magari ci viene pure difficile crearlo, magari fuori dal periodo, quindi preferiamo farlo proprio in questo periodo, in modo che la gente ci viene a trovare per questo periodo, che infatti molti me lo chiedono durante la stagione, ma io non lo faccio solo per questa occasione. Ecco, il cardoncello che è un fungo, abbiamo visto poco fa, particolarmente grande, quindi viene tutto tagliuzzato e condito come? Condito come con aglio, prezzemolo, olio di oliva, viene trifolato e poi viene messo all'interno della prova. Da assaggiare questo connubio di qua, accoppiato con questa caciotta morbida, tenera e particolare. E poi accanto abbiamo un altro prodotto abbastanza particolare. Sì, questo è un talè vaccino fatto con latte di mucca pezzata rossa, che è molto particolare, è un erborinato bianco. Poi abbiamo una formaggella del castello con crosta fiorita, sempre con latte di mucca, e poi abbiamo un talè fatto con latte di capra, molto particolare. E poi abbiamo pure il talè per chi ha problemi di lattosio, abbiamo un formaggio dove noi togliamo il lattosio nel latte con un enzima e riusciamo a creare un formaggio anche per chi ha intolleranza al lattosio. Ma qui vedo qualcosa di particolare, molto particolare. Poi abbiamo un erborinato blu di capra, noi non lo possiamo chiamare gorgonzola, ma è un erborinato a tutti gli effetti simile a un gorgonzola, è fatto con latte di capra. Questo addirittura è un altro formaggio, che è un formaggio di capra stagionato 3 mesi, che viene affinato con un liquore fatto di nocino, però fatto con la grappa di Barolo. Ignazio, siamo partiti. E poi per finire, sempre nell'ambito dei funghi, questo è un formaggio di pecora prodotto con tartufo con il nero pregiato, non con lo scozzone. Ignazio, stavo dicendo, siamo partiti dalla provola nera, abbiamo visto il maialino, le altre provole, questi formaggi particolari, andiamo in supermercato. Come possiamo fare per capire la qualità migliore? La qualità migliore è il marchio di chi la produce. È importante guardare il marchio di chi la produce, perché purtroppo nella grande distribuzione troviamo tanti prodotti di grande distribuzione che magari sono di massa. Il nostro prodotto non lo trovi nel grande supermercato, ma lo trovi solo nei negozi di nicchia.